Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geracci, siamo live dal Nino Lobue di San Giovanni Gemini, provincia di Agrigento e Gemini Terrasini Mundi, giornata numero 6 del campionato di promozione siciliana Girone A. Avanti il Gemini che si propone con Mormino, cross in mezzo leggermente deviato, prova a calciare Forconi. Ma niente da fare, Owusu dalla distanza, pallone sul fondo, prima occasione. Sale il Gemini, dovrebbe provare a spingere sempre di più. Stasi sponda, Batayev, non c'è rigore, non c'è il fallo di Santa Guida. Mangiapane, Batayev se la alza da solo, buon lavoro il suo, pallone profondità, colpo di testa, Stasi, serie di rimbalzi, il tiro di Stasi, intervento fondamentale. E allora il Terrasini Mundi risponde, si cerca il varco per Viviano. Alla fine si gira Davide Cusimano, va con il sinistro, è facile per Demiere. Ancora il Gemini, Stasi, la parata di Di Maggio, insiste Forconi. Rimessa lunga, Mangiapane, Owusu sponda, poi il colpo in area piccola di Mormino. A lottare proprio adesso, recupera il pallone, viene mandato giù senza fallo da Owusu. Lancio profondo, occhio a Stasi, al volo! Qui il Gemini prova ancora a spingere, li cade in mezzo verso Mormino, arriva Vecca davanti Di Maggio, centrocampo Vecca, Batayev, Owusu, Forconi e Licata in attacco Stassi e Mormino, altro cross proprio per la testa di Stassi. Lanciato il Terrasini Mundi con Longo, in scivolata anche Demiere, calcio di rigore, fallo di Demiere. Batte proprio Longo, segna per l'1-0 del Terrasini Mundi, il gol da subentrato, si riscatta così dall'infortunio, rabbiosa esultanza. Allora avanti ancora il Gemini con Owusu, Marrone dietro, Lio destro lisciato perché c'è l'anticipo dell'avversario, Stassi schiaccia su Di Maggio con Stassi a giro, il gol di Giorgio Stassi, pareggia il Gemini direttamente su calcio di punizione. Alla fine arriva tutto nella zona di Colley, Marrone in mezzo a due, pallone per Lio, da fermo il tiro di Mattia Lio, pallone allargato, Licata, c'è il servizio in mezzo, secondo palo e l'autogol di Russo, 2-1 del Gemini, fuori gioco, Stassi ha partecipato all'azione, poi il confronto con l'arbitro e alla fine viene dato il gol, 2-1. Lanciato Marrone, va avanti il Gemini, il filtrante verso Colley, contro Di Maggio, Colley la mette in mezzo, il tiro di Stassi per il 3-1 del Gemini che così la chiude definitivamente. Ufficiale il 3-1 del Gemini sul Terrasini Mundi con il brivido.